Un migliaio di trattori arrivati da tutto il nord Italia, da Ferrara, Mantova, Verona, Rovigo, con delegazioni da tutte le province venete, anche da Belluno ed un gruppo di Udine, hanno paralizzato il traffico intorno a Padova, arrivando al luogo di raccolta nel parcheggio dello stadio Euganeo. Una protesta che ha raccolto adesioni ben oltre le previsioni, segno di un malcontento che ormai sembra aver toccato il suo limite. Atmosfera pacifica ma tesa tra i trattori che volevano raggiungere Prato della Valle, meta impossibile per ragioni di sicurezza in una città, Padova, già in crisi per i cantieri del tram, dove operano 3 grossi ospedali. Forte e chiaro il messaggio che hanno lanciato gli agricoltori anche alle loro sigle sindacali, escluse dalla manifestazione. Il reddito di chi lavora in agricoltura non è più tale da garantire alle famiglie di vivere e alle aziende di continuare a lavorare. Sul palco allestito allo stadio Euganeo è arrivato anche l'assessore veneto all'agricoltura Federico Caner, anche nella sua veste di coordinatore della Commissione Agricoltura della Conferenza delle Regioni. La sua presenza ha scatenato inizialmente la reazione dei manifestanti, ma dopo che ha preso la parola sul palco la tensione si è trasformata in un dibattito acceso, fino a che Caner non si è impegnato a portare le istanze dei manifestanti sul tavolo nazionale. 1000 sono tanti. Sono un numero impressionante di trattori, ma soprattutto la cosa che ci fa piacere quando avevamo iniziato era neanche noi credevamo di riuscire a mettere insieme, ma vuol dire che il mondo agricolo sta veramente male, e se tutta la gente viene fuori e non serve più chiamarli ma ti dicono dove dobbiamo andare, vuol dire che la gente si è svegliata contro le associazioni sindacali, perché oggi sono quelli i veri responsabili che ci hanno traditi, e la politica deve scegliere da che parte stare. Se è con noi ben venga, noi non siamo contro di loro, però se loro si schierano non al nostro fianco, allora vuol dire che sono i nostri nemici. Caner è venuto, a me fa piacere, perché credo che bisogna proprio istituzionalmente dialogare, fa piacere che abbia detto, però noi siamo stufi di dire vedremo, faremo, quelle cose lì, dobbiamo dire oggi si fa. Noi dobbiamo credere a un sindacato unico. L'intelligenza artificiale che sta arrivando, in pochi anni saremo briciole, quindi dobbiamo unire la forza, essere competitivi con l'Europa, sindacato unico italiano degli agricoltori. Il 30% in 5 anni non ci sarà di agricoltura. Stiamo già organizzando, vogliamo fare una protesta nei pressi di Vancimuglio, zona Grisignano, Vicenza Est. Quindi ripetere la storia. Beh, non credo che porteremo, assolutamente no, sarà sempre una manifestazione pacifica, insomma, però insomma lì è un luogo simbolo di quella dove è partito tutta la disgregazione del settore agricolo, la rovina del nostro settore. Quindi dopo 27 anni non è cambiato nulla, ma anzi le cose sono peggiorate, quindi vogliamo ritornare lì. Se uno non manda la moglie a percepire un altro reddito, non riusciamo più a mandare i nostri figli all'università. È corretto? È giusto? No. E tutto sto danno principale ce le hanno create le associazioni, perché in questi 10 anni le associazioni fino alla settimana scorsa sono state assenti. C'è gente che ha comprato macchinari, che ha comprato sale di mungitura, che ha speso un capitale e non riescono a pagare le rate del mutuo. Le banche non vogliono i capitali indietro, la banca non vuole, la finanziaria non vuole il trattore, vuole la casa o la campagna. Siete più di 1000, tanti. Siamo tanti, perché tutti hanno voluto venire perché volevano manifestare qua, però pensavano tutti di andare in Prato della Valle perché volevano entrare. Purtroppo per problemi tecnici non è stato possibile andare là, perché non possiamo far entrare in città una montagna di macchine e creare disagio alla popolazione. Noi l'abbiamo capito e abbiamo detto no, guardi, se proprio succede veniamo fuori dalla città, non vogliamo creare, la gente è giusto che vada a lavorare.